Figura controversa, amato, odiato, ma sicuramente una delle voci più dissacranti del panorama italiano intellettuale contemporaneo. Dario Fo si è spento a 90 anni, 3 anni fa era mancata la sua compagna di battaglie sociali, teatrali e di vita, Franca Rame. Il legame della coppia con il Nord-Est è stato sempre fortissimo. Eccoli a Verona 10 anni fa per il debutto in arena di uno spettacolo dove lui ha riproposto alcuni brani di Mistero Buffo in chiave moderna e lei un monologo sulla guerra. Beh, certo che qualsiasi attore, qualsiasi cantante arriva ad essere divorato dal terrore davanti a uno spazio così grande. Bisogna superare, bisogna arrivare a tirar fuori tutto il mestiere, tutto il distacco. Uno spettacolo, il suo invece più legato all'attualità e al tema della guerra. Certamente, oggi come oggi tutto il mondo è in guerra, stanno morendo bambini, civili in una quantità veramente imbarazzante e se penso all'Iraq, se penso all'Afghanistan, in Afghanistan si parla di 300.000 morti, in Iraq si parla di 100.000 morti, in Libano lo sappiamo. È importante portare questo tema alla gente, che si abbia coscienza, bisognerebbe arrivare a mettere nella testa dei giovani che vanno volontari l'odio per la guerra. Il giullare per eccellenza, ecco Fo nell'interpretazione di Arlecchino nel 1996 al Teatro Goldoni di Venezia. È nata a Parigi per delle particolari ragioni, inventata però da un italiano. Ecco, oggi come oggi il legame di questa maschera così duttile, così piena di dote di adattabilità come è la nostra razza, come l'italiano, certe volte furbo oltre misura, altre volte autolesionista, altre volte cinico, altre volte ladrone. Sì, è un giroscopio proprio continuo che mostra le varie facce di una società e che si camuffa, si capovolge, fa salti mortali, piange, è sincero, poi è bugiardo, poi è ipocrita, poi è eroico e poi è vigliacco, insomma. Il passare del tempo non ha intaccato la sua verve ironica e controcorrente. Anche dopo la dolorosa perdita di Franca si è fatto sostenitore di battaglie veementi. Qui, a Padova, in difesa del recupero della Cappella degli Scrovegni, anno 2014, al centro di una querelle che da culturale divenne politica. Tende a far rissa, a creare una rissa, cioè messa apposta perché noi si arrivi invece che a parlare, a discutere come stiamo facendo, ad insultarci, perché subito mi si dice che sono pietoso e c'è nome e cognome di chi ha detto che sono pietoso, che sono un personaggio che cerca di menare il calpellà, che sono insentibile. Ma